Tendenzialmente si cerca sempre di proporre qualcosa di nuovo ai clienti, anche adeguandosi ai tempi e soprattutto cercando di rinnovarsi continuamente nei prodotti, perché la clientela logicamente cambia, quindi devi sempre proporre qualcosa di nuovo. Tendenzialmente la gente cerca i prodotti classici, soprattutto le persone magari di una certa età, anziani e tutto, ma anche i ragazzi vogliono ritornare ai prodotti della tradizione, magari riscoprendo i gusti e soprattutto i ricordi di quando erano bambini o dei loro nonni, con racconti e tutto quello che riguardava la propria infanzia e la propria gioventù. Pizzetta è molto semplice perché è nata nel 1965 ed è stato da subito un successo perché è stata la prima pizza al taglio qua almeno in Veneto, e sicuramente è un qualcosa che anche là ritorna ai gusti di quando uno era bambino e gli ingredienti sono esattamente sempre gli stessi. I prodotti italiani di qualità sono veramente tanti e farci stare tutto sarebbe assolutamente impossibile. E bisogna variare i prodotti, bisogna dare del tempo ai clienti di apprezzarli e poi purtroppo bisogna cambiarli, e l'Italia è grande, i prodotti sono molti e ci diamo un tempo per ogni prodotto, quindi a seconda delle stagioni e soprattutto a seconda delle richieste del cliente. La passione per la gastronomia nasce dalla scuola alberghiera che ho frequentato qui a Lancinigo, ma soprattutto ho fatto molti viaggi in giro per l'Italia dove ho potuto apprezzare e degustare molte pietanze, e girando per lo stivale ho pensato che forse il futuro sarebbe stato appunto proporre nella mia città i cibi che da tutte le parti d'Italia vengono prodotti. Qui abbiamo pensato a questa idea innovativa: oltre che a vendere il cibo vogliamo anche farlo degustare, perché è giusto che il cliente, oltre che a comprare, possa anche prima assaggiare. Quindi tutto quello che qui si può comprare, o quasi tutto, può essere anche assaggiato qui da noi. Quindi un bel aperitivo con un po' di gorgonzola di Arrigoni da Bergamo, oppure anche un po' di radicchio di Treviso. Possiamo degustare quello che vogliamo.